Partiamo da qui, questo bellissimo cielo azzurro. Lo sentite? Il silenzio della pace. La riuscite a apprezzare? La natura e il suo silenzio. Questo è oggi uno dei giorni forse più importanti per la nostra umanità, perché finalmente tutti potranno essere a conoscenza del fatto che la nazione Sardegna è stata ricostituita. È un messaggio che sto facendo in italiano di modo tale che possa essere compreso e capito da tutti, senza distinzioni di sorta. E quello che andrò a mostrarvi è quindi lo statuto di Sardegna, che è stato redatto dal sottoscritto, di cui è già possibile avere piena testimonianza, anche a livello online, tramite le certificazioni che sono state fatte per renderlo noto alle cariche istituzionali, di cui già sono al corrente sia il presidente della regione Sardegna che il presidente del Consiglio Conte, così come anche il signor Mattarella, così come anche il centro delle Nazioni Unite relativo alle popolazioni indigene. Quello che è accaduto è stato un atto di rivendicazione di nazionalità che il sottoscritto ha fatto per testimoniare e dare la possibilità a tutti i sardi di riuscire finalmente a riacquisire la propria etnia, di riuscire finalmente a riacquisire la propria terra, di far sì che davvero ora tutti siamo in grado, nella piena e totale responsabilità e coscienza, di riprendere in mano le redini del nostro futuro. In questo statuto, composto da una premessa che ci dà la possibilità reale di essere in grado di dare testimonianza delle azioni pratiche che sono avvenute a livello del territorio italiano in relazione al commissariamento dello Stato italiano stesso, che dopo essere stato precluso e pignorato, ora effettivamente ha concluso in maniera completa il suo mandato, verrà ad essere sostituito in maniera completa dalla dichiarazione e statuto dei diritti dei nativi Shardana Sardi di Sardegna. Questo quindi è il documento che rende possibile e rende soprattutto fattibile con i suoi articoli riuscire a far sì che tutti i sardi possano comprendere come e perché è avvenuto e si è manifestato un evento di portata universale di cui io stesso sono pienamente fautore e qui davanti a voi sono manifesto, presente in carne ed ossa, vivo e vegeto, perché da uomo vivente ho dato testimonianza della possibilità reale di riuscire ad approcciarsi alla vita in un'ottica diversa, con una modalità diversa di approcciarsi alle cose e soprattutto con un rispetto profondo verso la natura, che è l'unica vera e propria fonte di vita di cui siamo in grado di beneficiare quotidianamente. Oggi, che è il 14 dicembre del 2020, è terminato il tempo che era stato concesso alle istituzioni, appunto, a cui questo statuto era stato notificato, di rendere pubblica l'azione che è stata svolta. Perché è importante che tutti possano effettivamente ora riaccorgersi e quindi rendersi conto che non siamo più sotto il controllo di nessun ente governativo straniero. Non siamo più, da un punto di vista politico e sociale, dovuti né tenuti a sottostare ai dettami scellerati di personaggi che non hanno la minima intenzione di far sì che il nostro benessere sia al primo posto, ma che sono solo interessati ai loro porci comodi e che vivono in una vita fatta di vizi e di incapacità reale di riapprocciarsi al prossimo in maniera veramente amorevole. Sto facendo quindi oggi questo video
perché è necessario che tutti possiate riuscire a riprendere quel coraggio che hanno cercato in ogni modo possibile di farvi perdere. Quella vera forza naturale che tutti i sardi hanno sempre avuto, il loro collegamento alla terra, le loro radici, la loro tradizione più intima. Un cuore che batte costantemente, giorno dopo giorno, perché noi siamo la popolazione che è in grado di stare a contatto con la luce del sole. Non temiamo la pioggia, non temiamo il vento, sappiamo riscaldarci col fuoco. Dovete ora riprendere in mano veramente le vostre vite, perché quello che sta per accadere cambierà completamente tutta la faccia del pianeta, non solo la nostra isola. Saremmo il punto di partenza per un cambiamento globale che si sta andando a manifestare giorno dopo giorno senza possibilità di essere bloccato. La vita eterna è una meta raggiungibile per tutti. E chi sa realmente essere e vive della propria individualità a servizio del prossimo, per far sì che la collettività intera possa beneficiare della propria presenza, darà testimonianza sempre più dell'unione che si è andata a creare. Siamo ora tutti qui riuniti ad essere chiamati veramente per uno scopo nobile e alto, quello di riuscire definitivamente a liberarci da questa finta illusione, da questa finta realtà che hanno voluto raccontare attraverso una tipologia di strumentazione tecnologica, quali le televisioni, i mass media in generale, che non rappresentano minimamente la realtà dei fatti e che rendono incapaci le persone di poter veramente vivere in uno stato di benessere. Riallacciate veramente il cervello al cuore. Cominciate a vedere con i vostri occhi cosa sta accadendo nel mondo, come e perché sia possibile vivere un'esistenza degna di essere chiamata tale. Lo Statuto di Sardegna è stato certificato e già protocollato a livello comunale ed è stato già inoltrato alle sedi opportune proprio per rendere l'atto stesso vidimato a livello legale. L'autogoverno per la Sardegna è sempre stato possibile, e questo grazie a una dichiarazione molto particolare, che è la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, quali noi a tutti gli effetti siamo, un popolo autoctono. La nostra stessa genetica ne è prova testimoniante. Non abbiamo niente a che fare con altre popolazioni. Non vi è mai stato possibile, nel concreto, riuscire a colonizzare per intero la Sardegna, perché la Barbagia non è mai stata conquistata. Il centro nucleico della nostra terra ha sempre mantenuto vive le nostre tradizioni. E adesso è il momento veramente di riuscire a riscoprire tutto quello che è realmente nostro. Tutti i gruppi che adesso si stanno andando a formare, le locazioni, le comunità, sono vive e vegete e sono testimonianza diretta, reale e concreta della tipologia di obiettivo che è stato raggiunto. Non dovete quindi più disperare, né tantomeno avere preoccupazioni di tutte queste fittizie, illusorie attività che cercano di svolgere dall'esterno, perché a breve nemmeno le basi militari saranno più presenti nel nostro territorio. Siamo un popolo che è sempre stato pacifico. Abbiamo dovuto fare da difensori degli altri popoli, perché erano incapaci di difendersi da se stessi. Riprendetevi il respiro che vi spetta. Riacquisite la vostra forza. Dal giorno 3/12/2020, ora ed in perpetuo, il popolo nativo autoctono Shardana Sardo diventa focolare coscienziale per l'intero sviluppo umanistico, della collettività umana tutta, al fine di rendere edotto ogni essere vivente e senziente della coscienza cosmica collettiva manifestata attraverso Deus Eo Deo. Io sono io, me stesso, presente e compenetrante l'intera creazione universale divina, a partire dalla preesistenza cosciente, antecedente alla creazione stessa, da cui provengo e con cui mi manifesto nel mondo fisico, integrato con lo spirito, attraverso la forma celestiale evolutivamente più elevata, qual è la forma umana, l'essere umano, Dio vivente, figlio unigenito,
generato o non creato dalla stessa sostanza del Padre. Questo Natale avverrà un avvenimento cosmico, universale, che darà reale testimonianza del perché l'esistenza non può essere bloccata. In nessuna forma, in nessun modo. Non esiste nulla che possa arrivare a far cadere lo spirito e l'intento di un'anima libera. Questo Natale non fatevi beffeggiare, non fatevi prendere in giro, non fatevi rinchiudere in finti pensieri. State con i vostri cari. Vedete i vostri parenti, riaccendete quei fuochi nei vostri caminetti, condividete il tempo e riacquisite la vostra sovranità, perché adesso ne abbiamo veramente tutto il diritto. Per tutti è adesso possibile vedere tutti i documenti e tutte le informazioni che sono collegate alla Nazione Sardegna direttamente dal canale Telegram apposito, Nazioni Sardegna. Qui dentro avrete modo di vedere innanzitutto il riassunto principale e in più scaricare tutti i documenti ulteriori, i poster da affiggere al comune, lo statuto, la certificazione dello statuto completa, il link alla pagina Facebook ufficiale che servirà appunto a rendere noto anche a chi ancora vuole dormire sonni leggeri che la Sardegna è nazione. E in più una cosa importantissima è stato il fatto che ho avuto modo di rendere lo Statuto di Sardegna immortale. L'ho cioè reso impossibile da contraffare, distruggere, modificare o rimuovere dalla rete internet, perché è conservato all'interno di una blockchain, quindi di un registro distribuito decentralizzato, dove ciascuno dei componenti ha un pezzo dello Statuto e dove è addirittura possibile rivederne l'interezza andando a decifrare i messaggi che sono contenuti all'interno di questi codici. Ora vi voglio mostrare e spiegare anche nel dettaglio gli ulteriori documenti, di modo tale che abbiate una visione più chiara delle cose. Partiamo dunque con la PEC inviata, che è stata notificata, come detto, alle Nazioni Unite, al tipo di ufficio dedicato alle popolazioni indigene, al presidente della regione Sardegna, quindi alla presidenza intera, alla GST Virtual Bank e al suo direttore, il dottor Zanetti, al presidente del governo, quindi Conte, al protocollo centrale del Quirinale, quindi a Sergio Mattarella, e al protocollo comunale di Quarto Sant'Elena. Oltre ad aver dato all'interno del contenuto della PEC vera e propria le indicazioni relative a quanto avvenuto, ho inserito anche il link di collegamento alla certificazione digitale e la doppia controprova della stessa, con anche delle informazioni collegate al proseguo degli avvenimenti, e ho scritto la stessa PEC, quindi lo stesso contenuto, anche in lingua inglese, di modo tale che fosse già comprensibile a livello pratico per l'Ufficio delle Nazioni Unite, avere una documentazione che fosse già a livello internazionale, avente una lingua comprensibile per tutti. Lo Statuto di Sardegna è stato quindi caricato all'interno di Script e il link è presente in vari canali, nonché anche all'interno della pagina Facebook dedicata, che permette a tutti di capire nel concreto quali siano i contenuti di questa azione che ha reso nuovamente nazione la Sardegna, in quanto la dichiarazione e lo statuto dei diritti dei nativi Sardana Sardi di Sardegna è contenuta all'interno di questo documento nella sua interezza. Sono 26 pagine, di cui è possibile avere piena e completa comprensione, che permettono infine di visionare i termini e le date ultime collegate appunto alle notificazioni che devono essere fatte ed effettuate dalla controparte e, avendo quindi dato come termine ultimo rispettabile il 14/12 ad oggi, il sottoscritto si vede ovviamente costretto a dare notificazione personale del tutto. È presente la certificazione digitale dello statuto e quindi è possibile visionare tutti quelli che sono i rimandi effettivi che hanno reso il documento memorizzato e quindi avente validità giuridica, un riassunto completo contenente i link relativi allo statuto, la certificazione e in più tutte le specifiche relative all'accettazione della PEC, inviata ovviamente agli indirizzi già indicati, la consegna di tale PEC,
e quindi le prove concrete collegate al protocollo comunale ottenuto in data 4 dicembre. Il tutto è collegato al progetto Food Forest Sardegna, che è già attivo e che sta già dando testimonianza di cosa sarà necessario fare e svolgere per riacquisire appieno i nostri territori, ed è presente un poster che tutti possono scaricare e andare già ad affiggere al loro comune. Questo per rendere noto e chiaro in ogni parte della Sardegna che siamo svegli, siamo vivi e siamo in grado di decidere le sorti del nostro destino. E questa ora è l'ultima parte, l'ultima informazione, la più difficile da comprendere, di cui molti di voi probabilmente non riusciranno nemmeno a interessarsene, in quanto non è ancora, diciamo, materia pubblicamente discussa. Ma ciò che ha permesso allo statuto ora di divenire un qualcosa di perpetuo e immortale è stato il fatto che sia stato inserito direttamente all'interno di un blocco, quindi sia stato registrato dentro le transazioni di una blockchain, quindi di un registro distribuito, decentralizzato, che ha permesso, tramite le transazioni effettuate da un conto principale e suddivise a conti facenti parte dello stesso tipo di blockchain, di ricevere una parte dello statuto, come potete vedere. Ciascuna parte di questo statuto, quindi, è stata andata ad essere inviata, pezzo per pezzo, rendendola impossibile da distruggere, e soprattutto facendo sì che si creasse poi una codifica, quindi una vera e propria cifratura suddivisa in 3 parti dello statuto, che è possibile decifrare grazie a un apposito strumento, che ora vi mostrerò. Perché copiando appunto questa parte del contenuto della chiave cifrata e andandola ad inserire all'interno di questo sito, che è un decoder basato sul tipo di codice di scrittura, o meglio dire una decodificazione delle stringhe di scrittura, c'è la possibilità di riuscire a reperire il contenuto di quella cifratura, che come vedete è un pezzo dello statuto. Ogni parte di queste transazioni, quindi, e di questa registrazione, ha quindi reso a livello planetario possibile ottenere l'informazione e quindi sapere concretamente cosa vi è scritto all'interno dello statuto, in quanto ogni sua parte è contenuta all'interno di questa cifratura e rimarrà eternamente in perpetuo inserita all'interno delle reti eteriche del nostro universo. L'intero documento è quindi salvaguardato. È impossibile che vada ad essere smentito. Non c'è possibilità alcuna per poter testimoniare che questa documentazione non sia mai esistita. Vi auguro una buona giornata.